Centro Anch'io, Centro Anch'io. Bentrovati a tutti, in questa e nella prossima puntata vi raccontiamo la chiesa di Sant'Angela Merici. Centro Anch'io. Tutto ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo, quasi 2000 anni fa, quando Brixia era una città romana e in questa zona che si trovava a sud delle mura c'era un cimitero per i fedeli che subivano il martirio a causa delle persecuzioni dei pagani. Il cimitero venne fondato dal primo vescovo di Brescia, Sant'Anatalone, e divenne zona centrale del culto dei morti paleocristiano a Brescia. In questa necropoli vennero seppelliti santi bresciani come Sant'Anatalone stesso, Sant'Ursicino, i santi Faustino e Giovita, San Felice e San Latino, da cui prende il nome il cimitero di San Latino. Nel IV secolo un altro vescovo bresciano, San Faustino, fece edificare sul cimitero di San Latino una basilica. Da poco l'imperatore Costantino aveva proclamato la libertà del culto cristiano e questa fu una delle prime chiese pubbliche ad essere costruita. Bene, alcuni dicono che quel va so dre al canel è l'estro la pel. Alcuni e non tutti. Restate con noi. Centro Anch'io. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, il canel allora. Quel che va so dre al canel è l'estro la pel. Quello che va, Perché il vaso dre al canel. quello che scende dalla gola, Sì, giusto, brava. è l'estro- la pelle, Cioè? e cioè quello che si mangia fa buon sangue. Bene, signora Isabella, complimenti. A mia età. Deve essere la gola, Sì. per cui è quello che va nella gola, Sì, che passa, che scende. lustra il pelo. Per No, cui- lustra la pelle. No, è vero, lustra la pelle. Lustra la pelle. La traduzione forse perché non lo conoscevo, non saprei. Marta, quel che il vaso dre al canel è l'estro la pelle. Mai sentito? Sì. Che significa? È che quello che noi mangiamo e buttiamo giù dalla gola lustra la pelle. Lustra la pelle. Un lustro, due lustri, va bene. Tu mangi tanto, Marta. Sì. Dove lo nascondi tutto? Mi muovo tanto, non lo so. Sì, mangio tantissimo. Ottimo così, ciao, grazie. Ciao, grazie. Il signor Rocco è simpaticissimo, è calabrese ma si sta cimentando col dialetto. Ma c'è qualcuno che magari le parlava in dialetto quando lavorava e lei non capiva? Certo, no, perché capisco tutti i dialetti, non lo parlo perché... Ah, lo capiva! Certo. Grandissimo, dalla Calabria, non lo parla ma lo capisce. Capisci, Lei certo. magari in ufficio, dove lavorava lei? L'Iveco. Quindi in ufficio, in fabbrica, così mentre gli altri dicevano non capiva, ma in realtà capiva tutto. Capivo tutto. Capito il furbo? Senta, che è il vaso dre al canele e l'estro la pelle. Non riesco- C'è più calabrese che bresciano. complicato. Grazie Rocco. Buona giornata. Beh ragazzi, siamo ancora in compagnia di Daniela qui, come facevamo a non beccarlo un'altra volta? Ma voglio dire, adesso che facciamo? Tieni tu il microfono, mi arrampico, come posso? No, vabbè, Come facciamo se te lo tengo io? Ciao a tutti. così va bene, dai, ce la facciamo. Senti un po' Daniela, sempre a spasso, quanto riesci a camminare con questi trampoli? Sì, anche 6 ore sono stata su con le dovute pause. 6 ore, così in alto. Sì, perché ti chiedono anche questo, non dovrebbero farlo, ma te lo chiedono. Ti chiedono di stare in alto. Senti un po', Daniela, quel che vaso dre al canel è l'estro la pelle, vero o no? Ci capisci? Che vuol dire? Quello che va giù dal cannello lustra la pelle, ma non so che cos'è il cannello. Ecco, fermiamoci qua che potrebbe essere equivoco. Oh, buona passeggiata, ciao! Grazie, ciao. Quello che va giù dietro al gozzo, diciamo così, lucida la pelle. Penso che si tratti un po' del vino. Al vino lei pensa? No, mi è venuto in mente il vino perché il vaso del gozzo, ma non è che, diciamo così, che non conosco neanche questo di proverbio. Bene. Però sostanzialmente potrebbe avere molti significati. Quello che va giù dalla gola lustra la pelle. È vero? Boh. Bene, grazie, buona passeggiata.
Bene, allora chiudiamo anche questa puntata. Quel che va su dre al canale lustro la pelle, ovvero quello che scende giù per la gola e lucida la pelle, cioè tutto quello che si mangia, in modo magari anche un po' abbondante, fa ingrassare e rende la pelle tirata e lucida. Amici, grazie, vi salutiamo dalla chiesa di Sant'Angela Merizia, alla prossima!